tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata sul canale Labirintando con Iana. Io sono sempre la vostra Iana e Koga di fiducia e oggi sono di nuovo qui a parlare a manetta e a mangiarvi il cervello a tutti. Allora andiamo a verificare prima di tutto perché ovviamente la mia tecnologia portami via e quindi andiamo a verificare. Dovrei esserci, credo, penso. Mi dovreste dare delle... se riesco a trovarlo. Allora dovrei farcela. Dovrei esserci quasi. Oh, sì, 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 ci sono, ci sono. Buonasera, buonasera a tutti. Vediamo tutti che c'è un sacco di gente già, che bello vedervi. Allora, ottimissima notizia, Stefano Rombo, ti piace l'idea di parlare di femminile? Bene, bene, bene. Genis, Bir di Folla, buona D, buon numerì. Ciao Manu, Manu CGS, Eliasa, buonasera. Diego, buonasera. Silvi, buonasera. Bene, bene. Ciao Phil, è in italiano, In italiano, così va meglio. Ok, Marcella, forte e chiaro. Ciao Marcella, ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Come state ragazzi? Come state? Mamma mia, che settimana intensa. Ragazzi, che settimana intensa. Allora, datemi un check per il signore qui, il tizio che rimanda la mia voce per vedere se si vede, perché niente, va bene, sono così un po' tecnologia, portami via. Tutto di corsa, 1000 telefonate, 1000 chiamate, 1000 cose e quindi è un po' complesso. Ciao Sara, ciao. Fatemi sapere se, insomma, se si sente bene. Io sono super emozionata di essere qui oggi perché comunque è un argomento abbastanza bomba, ragazzi, è abbastanza bomba. Quindi l'emozione si sente. Oltre che vengo poi da giorni di fuoco completo, c'è il rossetto nei denti, no? Quindi sì, vi devo salutare, vi devo ringraziare. Devo ringraziare ovviamente insomma, tutti voi che mi scrivete sempre, mi dite idee, insomma, ormai siamo diventati praticamente amici e i nuovi amici che sono arrivati. Ragazzi, ma l'avete visto quanto è cresciuto il canale? Ma è una cosa bellissima, una cosa meravigliosa, io sono troppo felice, cioè nel giro di una settimana praticamente è raddoppiato. Beh, cioè, ditemi che non devo ringraziare la dea oggi, ringraziare la dea dell'abbondanza. Perché è bellissima questa cosa. Oltretutto, guardate, allora, tutto è nato ovviamente dal fatto che sono stata intervistata sul canale di Claude, no? Se non avete visto l'intervista, recuperatela perché comunque cioè, ho cercato di dare il meglio di me, anche se voi che mi seguite magari conoscete già molti di quegli argomenti, una presentazione così fa sempre piacere risentirla, secondo me. Comunque per me è un piacere avere un feedback, no? Su come l'avete vista. Ciao Rosanna, sì, che bello averti qua. Benvenuti, insomma, a tutti quelli che state arrivando, siete ben accolti. Ci tengo a dire proprio questa cosa, che è nato tutto da questa intervista, però poi c'è da dire questo fatto, cioè, io ho sempre paura di fare collaborazioni, adesso lo dico, mi sputtano, me ne frega. Perché comunque molte volte arrivano robe particolari, nel senso che arrivano una manica di cose che non possono essere nominate, una manica di cose strane. E invece devo dire, cioè, che tutti quelli che siete arrivati siete fantastici, gentili, accoglienti, premurosi, cioè avete proprio capito quello che ho detto nell'intervista, cioè non è che perché vi ho detto che insomma nella mia tradizione non sono previsti pagamenti, ne avete magari approfittato e abusato, cosa che mi è successo invece quando ho fatto interviste da altre parti e poi sono arrivate persone veramente brutte, lo posso dire, brutte. Quindi sono molto felice davvero. Poi adesso magari solo perché l'ho detto arriverà gente strana, perché ovviamente succede sempre così, però devo dire che la statistica ormai è stata fatta perché comunque mi avete scritto in tantissimi, gentilissimi, proprio tutti i commenti in sardo sotto i miei video in sardo di persone di Sterradas, di gente che vive in Sardegna. È una cosa, cioè una magia, ragazzi, una magia veramente meravigliosa. Io sono felice assolutamente di condividere questa gioia con voi, perché è una cosa bellissima.
Ovviamente ne approfitto anche per dire una cosa, ragazzi, cioè io avevo robe già incastrate, un lavoro editoriale che sto cercando di portare a compimento perché ho la scadenza a breve, quindi siamo in una fase sostenuta. L'università, che cos'altro sto facendo? Tutto, sto facendo un sacco di cose. Avevo questi due appuntamenti questo fine settimana, sabato con la zucca pazza qua nel mio villaggio, insomma, mi sono vestita da strega, cioè mi sono vestita da me stessa, per la prima volta sono stata completamente me stessa. E quindi è stato veramente bellissimo, poi con i bambini, poi in mezzo al bosco, no, vabbè, voi non potete capire, mi hanno messo un pentolone in mezzo al bosco, c'è stata una roba super mistica, capito? Una cosa, cioè, c'era sta goga dentro di me che facevo, felicissima e super contenta, è stata una roba pazzesca, veramente un'emozione unica. Oltre che poi quel posto è un posto anche che io amo particolarmente perché insomma fa parte dei racconti della mia famiglia, ne hanno sempre tutti parlato perché mio bisnonno aveva quel pezzo di terra in gestione e quindi tutti ne hanno sempre parlato, cioè mia bisnonna me ne ha sempre parlato di quel posto e queste due sorelle l'hanno trasformato in una roba magica, meravigliosa, cioè tutto il giardino, tutto curato, poi vabbè allestito per l'occasione ovviamente con vari laboratori, varie cose, tra cui appunto questa roba di fare un percorso nel bosco e poi i bambini si sono messi davanti. Io ho cercato di spiegargli delle cose, ma i bambini erano ovviamente impazziti, felici per i fatti loro, quindi non è che ho potuto fare, diciamo, non ho potuto mangiargli il cervello come faccio a voi, però ho fatto del mio meglio, ecco. È stata un'emozione unica, quindi poi torno a casa devastata a dormire, l'indomani finire di preparare la locandina perché? Perché avevo un'altra roba pazzesca, potentissima, questa volta in posizione intellettuale, anche l'altra era in posizione intellettuale, però diciamo in posizione intellettuale più seria, infatti mi sono dovuta mettere la camicia e togliere il rossetto scuro, perché ho presentato il libro, cioè la Proloco mi ha contattato, se mi seguite sui social poi vedete che io metto i post su tutto, mi ha contattato per fare la presentazione di un libro che racconta di un'ingiustizia, insomma una storia vera di un'ingiustizia di questi fratelli che insomma sono stati arrestati ingiustamente e al lato abbiamo portato un importantissimo personaggio che è Beniamino Zunchedu, che sappiamo benissimo dalle cronache, purtroppo che insomma, ha subito veramente un'ingiustizia plateale, si è fatto 33 anni di galera da innocente, no? E quindi ecco, ho dovuto gestire questa serata facendo da moderatrice ovviamente, insomma, prendendo dei pezzi del libro e poi contestualizzandoli con una storia vera, di vita vera. Ovviamente questa cosa bilingue è stato bellissimo perché c'è tutta la parte formale, tutta in italiano. E poi la parte proprio di intervista con Beniamino Zunchedu che era tutta in sardo, perché poi lui ovviamente cioè, è stato arrestato sardo, vabbè, sardo delle foreste, diciamo, il paese da cui viene, sono persone molto veraci e tradizionali in questo senso, no? E quindi questo switch sardo-italiano è stato bello, molto intenso, molto emozionante, perché poi si è creata anche una dinamica, diciamo, un'alchimia particolare, come l'ha definita anche l'autore, che è rara, non è che succede sempre, sempre, ecco. Bello, bello, sono proprio felice, stanca morta perché lavorare a scoppio due eventi il fine settimana è abbastanza pesante. E poi niente, oggi quindi facciamo questa live, cioè altri lavori, altre cose, e facciamo questa live. Il senso di questa roba che vi ho raccontato cos'è? È che veramente, cioè, se non vi rispondo subito, è proprio perché sono inguaiatissima e non ho proprio il tempo materiale, cioè vi devo dedicare anche il tempo giusto quando mi fate delle domande specifiche, anche perché comunque le mail che mi state mandando, comunque i messaggi, eccetera, eccetera, sono molto personali e intensi, non vi devo liquidare, ecco, vi devo spiegare comunque delle cose. Come ho detto nell'intervista, cioè, poi a mia discrezione dire in che modo posso agire. In certe circostanze io posso agire liberamente, fare magari una semplice medicina tradizionale, semplice tra virgolette, in altri contesti bisogna fare un lavoro a monte e poi semmai intervenire in quel modo. Eh, scusate.
Cosa volevo dire? Un'altra cosa importante? Vi dico questo, se magari qualcuno mi sta seguendo, vorrebbe chiedermi delle cose, scrivetemi via mail, perché così io poi vi rispondo a tutti. Adesso io questi giorni, già domani per esempio, mi posso prendere un'oretta e mi metto e scrivo perché dovevo chiudere questa roba e vi rispondo con grande piacere. Qualcuno vi ho messo in attesa, abbiate pazienza, ma erano veramente cose super affaccendate. Cioè, ieri poi ho cercato di riposarmi un attimino perché mi stava esplodendo il cervello, va bene tutto, sono logorroica, però, cioè, va bene, con calma, cioè anche io ho bisogno insomma, un attimino di ripiglio e di respirazione, ecco. Vediamo che tutto c'è. L'audio si sente bene, mi dicono, ti si sente bene? Ok, sono nuova da Claudio che me l'avete detto, va bene, siete nuovi, siete, chissà da quanto tempo ci conosciamo, magari ci conosciamo da millenni, ragazzi, siete nuovi, ma magari ci conosciamo da millenni. Enza, ciao Enza, un abbraccione. Ciao Stefano, credo che tu sia Stefano, cambia account a ogni piè sospinto, come questa cosa? Però io ti riconosco sempre, è l'energia, capito? È l'energia quella là, ti riconosco. Grazie, sei stata meravigliosa nell'intervista, grazie, ho fatto del mio meglio. Sonia, grazie di essere qui, sono molto molto felice, molto, quindi anche con te dobbiamo ancora sentirci perché mi hanno mandato a dire che dovremmo fare una chiacchierata noi, quindi la faremo, la faremo. Grazie per essere qui oggi intanto. È meschino, sì, Sara, cioè, ma che storia, ma poi tu devi vedere la dignità di quest'uomo, ragazzi, cioè, di Beniamino Zunchedo stiamo parlando. Cioè, vabbè, non ha detto una volta, cioè, io sarei stata incazzata nera, cioè l'ingiustizia a me mi provoca una rabbia che voi non avete idea e poi c'è persone come lui che ci dimostrano che insomma anche davanti all'ingiustizia si può essere veramente molto umani, mantenere il cuore, anzi forse lavorarci ancora di più. Quello che mi ha colpito molto è che diceva sempre, ce n'era di tempo per fare questo, e d'altronde il tempo non mancava per fare quest'altro, cioè con una nota veramente di malinconia straziante, però con una grande determinazione, forza d'animo, una roba veramente molto molto potente. Sono stata molto onorata di averlo conosciuto, è stato anche divertente il modo in cui insomma l'ho contattato, perché ho chiesto ovviamente il contatto alla redazione di Sardegna che cambia, che sapete che io scrivo, gestisco la parola giusta è curo, la sezione antropologica ed esoterica in Sardegna che cambia per Italia che cambia. E quindi niente, ho provato a contattarlo, provavo a contattarlo, è stato difficoltoso. E poi quando mi ha sentito tutta così, con la mia energia frizzantina, tutta in italiano, lui si è chiuso a riccio da buon sardo, allora che ho parlato in sardo, e lì abbiamo fatto amicizia, siamo diventati amici. È stato molto, molto, molto bello. Stefano, ciao, ma tu c'eri già dall'inizio, nel senso che eri super felice di oggi e mi fa piacere. Eh, Ho 22 account, beh, me lo immaginavo, però niente, l'energia è sempre quella, quindi ti riconosco alla grande. Potete scusarmi un secondo? Scusate, sono anche mamma oltretutto, quindi stavo urlando ai miei animaletti di fare quello che devono fare. Parliamo di femminile, ragazzi. Parliamo di femminile, c'entra anche tutto questo, c'entra anche tutto questo. Ciao anche Alessio Meloni. Abbiamo un sacco di robe da dire, enormi, piene, 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 pregne di significato. Ciao Grazia, ma è possibile che noi ci siamo già conosciute in qualche altro canale? Sei arrivata adesso? No, io ti conoscevo già. Scrivi perché ho questo dubbio, ci ho pensato tutte le volte che ti ho risposto sotto i commenti, però non ero affatto sicura. Bene, mi manca una persona qua che di solito mi segue sempre, insomma, mi ha mandato anche un messaggio che mi avrebbe seguito, ma speriamo che arrivi, che sto parlando di Manu, Geroni, cioè, se so che c'è la tua presenza mi sento un pochino più a mio agio. Ciao Smeralda, che bello vederti. Ehm,
Incominciamo a parlare di femminile. Prima vi ho detto, mi raccomando, scrivetemi via mail così vi rispondo direttamente lì, ok? Poi piano piano troveremo assolutamente un accordo. Un altro appello che devo fare prima di iniziare è questo. Ho visto che ci sono tante persone che hanno piccoli canali di divulgazione in lingua, no, non in lingua sarda, di sardi che fanno divulgazione magari anche in lingua italiana o di altri piccoli canali. Avrei piacere assolutamente, alla luce del fatto che è confluita tutta questa gente nel mio canale, di darvi il giusto spazio anche a voi. Quindi contattatemi così possiamo fare delle cose insieme, molto volentieri. A me piacerebbe tantissimo. Aiutiamoci tra di noi. La mia nuova visione è proprio, diciamo, il mio nuovo obiettivo è proprio quello di fare rete tra di noi, ragazzi, perché non è vero che cioè, è pieno solo di gente che fa schifo, c'è anche un sacco di gente bella e questa storia di questa settimana me l'ha dimostrato. Quindi, niente, tendiamoci la mano a vicenda e diamoci una mano e sosteniamoci assolutamente. Ah, già ci sei, boh, ma secondo due, boh, ti seguo da molto e mi piace, infatti mi sembrava strano, io mi ricordavo di te lo dico sinceramente, ma non ridere perché sicuramente mi ha visto urlando. Ciao, ciao, sono in live, vuoi venire a salutare? Ciao, chiudi tu. Scusatemi, sono madre, ci sta. Allora, siamo in autunno inoltrato, siamo nella settimana dei morti, nella settimana di Halloween, come dicono tanti, no? Bene, io non ce la posso più fare ogni anno a fare il pippone sulle origini di Halloween. Non è vero quello che dice la Chiesa Cattolica che Halloween uguale diavolo, cose brutte, demoni dell'inferno, eccetera, eccetera. Però è doveroso anche fare questa piccola premessa. Ciao Barbara. Perché? Perché comunque è la settimana giusta e quindi non posso prescindere, ragazzi. Cioè, è importante comunque valorizzare i tempi, no? Lo spirito dei tempi. Lo spirito dei tempi è un concetto abbastanza generale, però è anche vero che cioè, noi dobbiamo anche tener conto proprio quando affrontiamo e viviamo dei tempi specifici, va bene? Quindi su questo aspetto dovremmo un attimino soffermarci. Allora, la questione è questa, simbologia generale. La maggior parte di quelli che mi seguono già lo sanno, ma rispolveriamo questa roba qua. Poi andrete a frugarvi un po' tutti i video, crisi della presenza, la simbologia, insomma, tutte queste robe qua andrete a frugarvela e vedrete una Marta Serra con i capelli ricci. Non c'entra niente con quello che sono adesso, vi sembrerà anche un po' strano, ma le streghe siamo così. E, facciamo comunque una cosa generale. Allora, abbiamo sempre detto questa cosa, dicotomie, dualità sul pianeta, ne abbiamo piene le tasche, ma di fatto ci serve proprio per esperienziare, quindi non sappiamo che cos'è il freddo se non abbiamo provato il caldo e la dualità femminile e maschile è assolutamente fondamentale in questo momento della esperienza umana sul pianeta, per vari motivi, anche questa cosa, no, però assolutamente c'è necessità trovare la complementarietà, perché mi sembra evidente che finora le cose non sono andate molto bene. Quando avevamo il matriarcato e basta, un casino, abbiamo fatto un casino, poi ne parleremo meglio. Quando adesso a questo punto abbiamo il patriarcato e basta, possa amore Deus, per carità, insomma è evidente che dobbiamo trovare un accordo. Cos'è questo? Perché? Perché funziona così? Non lo sappiamo in realtà, cioè la dualità sappiamo appunto che ci permette di lavorare meglio poi in base 3, no? Quindi abbiamo la base 2, questa dualità come se fossero i binari, poi ci metti un treno sopra, giustamente, e quindi riesci a fare sintesi di queste cose. Luce e buio, fondamentalmente questo è, luce maschile, quindi che esce verso l'esterno, che brucia, che disinfetta, che pulisce, che permette, essendo fuoco esterno, tutta una serie di trasformazioni anche alchemiche, proprio a livello naturale, ma anche a livello più fine,
Quindi proprio il maschile, in questo senso qua, la ragione, la logica, la forza, in questo senso. Tutto ciò che è maschile lo possiamo collegare a questa cosa qua. Il sole, no? Il sole, ok? Quindi in chiave di annualità noi vedremo appunto che il sole rappresenta il maschile. Invece il femminile è rappresentato dal buio, dalla notte, dalla luna che riflette la luce, in modo passivo, che non significa assolutamente subalterno. Passivo e subalterno non sono sinonimi, non sono sinonimi, hanno due significati diversi, come colpa e responsabilità. Hanno due significati diversi, va bene? Quindi purtroppo non l'abbiamo capita questa cosa, la specifichiamo oggi. Subalternità è tutta un'altra roba rispetto alla passività. L'essere passivi è proprio essere in posizione di riflessione, no? Non riflettiamo tutta una serie di cose. Quindi anche caldo-freddo per certi versi, no? Che è un po' particolare questo gioco qua, perché è un gioco di specchi in questo senso. Sicuramente, ecco, buio, interiorità, quindi intuizione, non più logica, poi come per la luce, il maschile, eccetera, eccetera, ma intuizione, creatività, energia interiore, no? Quell'oscurità dove si cova, non è l'oscurità, quella cosa decomposta dell'annigredo, no, 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 anche questo è una roba che veramente è un fraintendimento, una manipolazione comunque per avere prevaricazione da parte della luce in questo senso, no? Ok, quindi tanti mi daranno già di quello, oh mio Dio, questo è contro la luce. È a favore del buio, attenzione dagli esseri oscuri. E qua partono tutte le robe tipo Tolkien, eccetera, no? Tutte quelle robe cavallerizie epiche contro la disarmonia. Oscurità non è disarmonia. Oscurità è caos, ne sono consapevole, ma è il caos creativo. Non è assolutamente qualcosa di negativo se funzionalizzato, esattamente come la luce non è qualcosa di negativo, perché noi pensiamo alla luce è una cosa bella calorosa, però poi, non so, andate a mezzogiorno nudi in mezzo al deserto del Gobi e poi ne riparliamo se fa più paura il buio o fa più paura la luce, va bene? Ne riparliamo, ok? Uomini, donne, chiunque voi siate, anche Bonobo, va bene? Ne riparleremo in questo senso. Non è quindi una questione di ciò che si è che è pericoloso, ma il modo in cui esprimiamo la forza, fondamentalmente, l'energia. Stanno già partendo le domande. Buonasera Adriana, buonasera. Eh, Va bene, dai, leggiamo questa domanda. Allora, credi che nella notte dei tempi fosse l'esatto contrario, col femminile che è vita e luminosità? Ma no, affatto. Ma affatto. Cioè, è una questione funzionale, una questione di... oddio, io lo odio quando devo dire questa cosa, ma è la verità, di vibrazione, no? Di codice, anche in questo senso, di codice geometrico, direbbe Dagon. No, non è così, è proprio una conformazione, cioè il femminile su questo pianeta è coppa, contiene, ok? È vuoto che si riempie per creare qualcosa e poi esprimerlo all'esterno. E invece il maschile è fatto a cuneo e si esprime, esce fuori, eccetera, eccetera. Nella notte dei tempi la simbologia base questa era. Piuttosto c'è da dire che nell'analisi delle varie dualità semantiche, quindi luce, fuoco, il sole, logica, eccetera, eccetera, si sono create delle dinamiche che hanno un po' cambiato il modo in cui ci si approcciava nei confronti della natura, nei confronti della realtà esterna, no? E quindi niente, possiamo aver avuto anche delle degenerazioni anche nel femminile, come poteva essere il matriarcato. Cioè, non è che adesso, certo che è una cosa mitologica che è affascinante il matriarcato, così come affascinerà il patriarcato diciamo tra molti millenni gli esseri umani del futuro, cioè, perché sono cose affascinanti, no? Comunque affascina il modo in cui l'essere umano tenta appunto di trovare un compromesso con la natura o di cercare di gestirla.
E quindi è affascinante, anche per me è affascinante quando si parla di matriarcato, però tecnicamente non è funzionale. Tra l'altro in Sardegna manco esiste, perché non è mai esistito, cioè questa cosa del matriarcato sardo, secondo me non è affatto vera questa cosa. Eh, Stefano Rombo, io adoro guardare Luna e Sole, li ammiro e li ringrazio. Certo, assolutamente, sono un punto di riferimento fondamentale, sono quelle simbologie naturali, cioè quella roba che esiste davvero eh, quindi che ci permette di farci da riferimento nelle nostre ricerche, no? Non è poco. Io, vabbè, poi le uso per la pratica assolutamente perché sono fondamentali. Per esempio, faccio insomma, un esempio banalotto ma importante. Le pratiche tradizionali sarde, quelle proprio dei Brebus per cui ho fatto l'intervista, non si possono fare al buio. Cioè, proprio una legge. Io vi ho detto che c'erano tante leggi, no? Vi ho raccontato solo quella del fatto che non possiamo ricevere pagamenti, pena la perdita della competenza, insomma, della competenza e anche del carisma, ok? Del talento. Ma è una, è quella più importante, secondo me, però è una. L'altra è, per esempio, che non si possono fare queste pratiche al buio. Al buio non si possono fare. E quindi di conseguenza anche lì ci saranno delle multe, chiamiamole così, no? Ovviamente non è la perdita del carisma, ma il rischio comunque di perderci le competenze, di perdere, diciamo, come posso dire, l'efficacia, questa è la parola giusta. Perché? Perché le energie notturne sono energie molto interiori, no? Molto caotiche. E quindi nel caos, se non hai una buona padronanza, possono succedere tutta una serie di cose. Quindi proprio la voce, il suono, il modificare la realtà attraverso il suono va fatto alla luce del sole, perché il sole mitiga anche tutta una serie di cose. Nel buio è molto molto più complesso. Zerimo, oggi niente battute? Ah, meno male, oggi niente battute. Yin e Yang, stessa energia che deriva dall'uno, ma che in questo mondo materiale diventano forze opposte ma complementari. Assolutamente sì, ma infatti beh, è un'immagine meravigliosa quella proprio dello Yin e Yang. Secondo me è proprio il simbolo che rappresenta il potere del fare sintesi, no? Ma la sintesi per eccellenza, perché uno più uno fa due, secondo la logica, ma uno più uno fa tre, se uniamo il maschile e il femminile, no? In qualunque modo sia. Un tre che è materiale, un tre che è energetico, è assolutamente un tre. Si crea una nuova cosa, no? Come i binari che vi ho detto prima, il treno sopra. Diventa tre, perché stai unendo quei due e diventa tre, ok? Il binario da solo lo vedi ed è due, anche uno volendo, no? Uno diviso in due o anche due, per capirci, insomma, in linea generale. Abbiamo parlato della simbologia base, quindi oscurità, femminilità cos'è? Femminilità è oscurità, luna, buio, notte, ok? Grotta, eh, discesa. Oddio, noi facciamo il gioco semantico delle simbologie. Ma energia creativa, creazione, intuito, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Bene, quindi insieme a queste dualità che abbiamo visto prima, appunto maschile e femminile, c'è anche la dualità, diciamo, del modo in cui gli esseri umani si comportano sul pianeta. Quindi abbiamo detto matriarcato e patriarcato, che secondo me sono cose assolutamente necessarie da affrontare sicuramente, ma anche da visualizzare, da identificare, ok? Quindi vi dicevo prima di questa roba che dicono che in Sardegna, beh, quel matriarcato che c'è stato in Sardegna, ma perché quella è una donna matriarcale, ma io personalmente, come operatrice tradizionale, Koga, come divulgatrice, come studiosa di antropologia, come tutte le mie sfumature, non mi sento proprio nel cuore e neanche nella logica di dire che in Sardegna ci sia stato un matriarcato. Non me lo sento, cioè, sto dicendo una cosa molto grossa, no? Perché è abbastanza, eh,
uno stereotipo da un lato, ma anche una certezza per tutta una serie di cose, di una serie di mondo accademico, pratiche, varie robe, anche dal punto di vista, diciamo, della spiritualità, magari paganesimo, eccetera, eccetera. Non mi sento di dire questa cosa perché è dimostrato dal punto di vista scientifico, ma anche insomma sulla base di tutto quello che è stato raccolto a livello archeologico, ma anche dagli stessi studi della Gimbutas, senza andare troppo lontano, che non abbiamo avuto dei periodi in cui ci fossero solo ed esclusivamente delle simbologie femminili. C'è sempre stata una complementarietà simbolica, quindi vuol dire che se c'è una complementarietà simbolica a livello cultuale, c'è assolutamente anche una complementarietà sociale, una divisione dei ruoli e questo comunque è testimoniato, diciamo, da tantissimi studi, ma mettiamo che non crediamo per una questione di, non so, questione di poca fiducia nel pensiero unico, no? Non crediamo che tutto quello che ci hanno detto fosse vero. Ok, allora andiamo a lavorare, insomma, dal punto di vista della ricerca antropologica, cioè mitologicamente, cosa c'è rimasto? C'è rimasto tutto, cioè nella mitologia sarda abbiamo, abbiamo il toro, abbiamo tutta una serie, cioè, tutto l'aspetto guerriero, no? È un aspetto maschile l'aspetto guerriero. Il concetto proprio di guerriero sardo, che è un concetto molto, molto specifico, molto importante. È un guerriero radicato, naturale. Cosa fa il guerriero naturale e radicato? Il guerriero che è maschile soltanto per una questione proprio di ruolo e di energia, no? In questo senso qua, perché ovviamente la donna, il femminile non è meno guerriero, però in quel caso specifico è anche proprio una funzione biologica, cioè se la donna è impegnata a covare, a creare, a curare, a custodire, ci dovrà essere qualcuno assolutamente che protegge in questo senso qua. E, si tratta di un concetto di guerriero molto radicato, quindi la difesa dei deboli, la difesa dei vulnerabili, la difesa è mai l'attacco fine a se stesso, no? La difesa dell'abbondanza, delle risorse, eccetera, eccetera. Sono simboli antichissimi, ben prima ben prima dell'arrivo del metallo, dell'arrivo dell'utilizzo del metallo. Perché in Sardegna il metallo ce l'avevamo, non ce l'hanno portato, anche in altri posti ovviamente, ma in Sardegna ancora di più, nel senso che è risaputo che ci fossero tantissime giacimenti in questo senso. E cosa ce lo dimostra? Ce lo dimostra l'ossidiana. Ho fatto un video sull'ossidiana, andate a vederlo per ricordarvi un po' in linea generale le cose che ho detto, ma è il più grande giacimento del Mediterraneo, dell'Europa in realtà, di ossidiana. Lo portavamo in giro per tutto il Mediterraneo, cioè noi i sardi non navigavano, i sardi non sapevano contare, i sardi non sapevano scrivere, i sardi sono tutti banditi. Già da allora, capito? Questa cosa non ce la possiamo fare, cioè abbiamo niente, la lettera scarlata, non c'è nulla da fare. Però non è vera questa cosa, perché appunto gli studi scientifici ci hanno dimostrato invece che l'ossidiana era in giro ovunque, cioè l'ossidiana era l'oro nero, considerato l'oro nero perché? Perché potevi farci di tutto con quello, tagliare, fare, era come una moneta, no? E oggi gli hanno trovato ossidiana sarda, cioè, voglio dire, anzi, proprio alcuni dicono, ho letto degli articoli dove si diceva che anche la genetica con tutta probabilità era sarda, ma qui veramente andiamo non lo so, cioè, può anche darsi, ecco, però il senso è questo, no? Quindi ben prima, cioè non sto dicendo cose a caso, prima che arrivassero gli indoeuropei con i loro suoni strani, con le loro mogli succubi al seguito, con i loro dei del tuono, gli dei, quelle robe là. In Sardegna c'erano dei del tuono, perché il tuono c'era, soprattutto in certi periodi dell'anno era molto venerato perché era fondamentale. C'era appunto l'utilizzo di materiali taglienti e potenti, come poteva essere l'ossidiana. Una complementarietà c'era già, cioè in realtà te siete venuti a rompere i coglioni, capito? Cioè,
non è che noi avevamo il matriarcato degenerato con tutto, può essere anche che in tempi antichi ci fosse anche stato, ma qui stiamo andando a parlare di esoterismo, di robe molto profonde, magari ci facciamo un video apposta. Può anche darsi, no? Se guardate il video dove parlo di Lemuria e di Atlantide con Dagon, abbiamo accennato delle cose là, no? Ehm, ci può anche stare che in un certo periodo ci fosse stato una degenerazione matriarcale, ma in tempi, diciamo, storici o insomma preistorici in questo senso, sicuramente etnostorici, no, no, non c'è stato, cioè quando sono arrivati gli indoeuropei noi eravamo già complementari. A proposito di questo ve lo lancio così, se potete leggetevi Gianazza di Claudia Zedda, un bel romanzo interessante, adesso non so dov'è, vabbè, comunque penso di averlo anche messo, magari scorrendo nei post, lo trovate qua su YouTube stesso, perché comunque parla di questa cosa e lo racconta, no? È un romanzo, una narrazione, quindi è molto affascinante, perché poi dice delle cose che antropologicamente, etnostoricamente sono assolutamente vere. Quindi, no. Di cosa possiamo parlare invece? Possiamo parlare di matrilinearità, cioè un sistema culturale basato sulla trasmissione femminile. Senza andare troppo lontano, questo non l'ho detto nella live in sardo dei nomi l'altra volta, o non mi ricordo se l'ho detto veramente, però mi sembra di aver accennato qualcosa. Eh, uso, un uso, una consuetudine tipica della nostra terra è quello di sposarsi nel paese della donna. Quindi già questo vi fa capire, no, che c'è una conservazione mitocondriale, la possiamo chiamare, no? Cioè proprio in linea femminile. Quindi sì, in questo senso qui ci si passa i talenti, ci si passa i talenti, quindi proprio geneticamente, no? Le capacità innate, no? Di fare delle cose. E questo infatti tutto il sistema di operatori tradizionali è basato su questa cosa. Anche gli incroci genetici fondamentalmente si cerca di farli sulla base di questo, cioè una roba inconscia ovviamente, non è che una ragazza o un ragazzo a 16 anni, figlio di gente che fa le medicine tradizionali, e dice, quello sì che ha un bel talento, mi devo incrociare con lui, è una roba inconscia, no? Certi cognomi si attraggono, insomma c'è tutta una serie di cose che succedono perché insomma è tutto preparato affinché succedano, un po' come in un bosco. Quella pianta è attirata, quell'erba per esempio selvatica è attirata più da quel tipo di pianta, quindi crescerà più facilmente lì, eccetera, eccetera. Un po' funziona così anche gli incroci a livello di alberi genealogici in Sardegna ai fini proprio del tramandare le consapevolezze innate. Poi ci sono le competenze lo stesso tendenzialmente vengono trasmesse in linea femminile, cioè molte pratiche hanno per esempio la clausola che io posso trasmetterla solo a mia figlia o la figlia di mia figlia, cioè in linea femminile, magari anche a mia nipote, però in linea femminile, non posso passarla a un uomo. Chissà perché, tecnicamente non lo so, andrebbe analizzato anche il tipo di brevo, vanno analizzati il contesto socioculturale, il radicamento, vanno analizzate un sacco di cose, però ci sono anche questo tipo di cose. E poi comunque ne parlavamo anche con Manu Geroni, che c'è questa cosa, no? Che si tende comunque a dire figlia di chi sei, figlio di chi sei, in linea femminile. Poi dipende ovviamente dagli incroci, se sei nato in un paese che tuo padre e tua madre sono di quel paese, dipende dalle famiglie, però come diceva anche Manu l'altra volta, mi ha detto, cioè, se si tratta di una donna si dice figlia di figlia di figlia di figlia, se si tratta di un uomo si dice figlio di figlio di figlio di figlio, no? In questo senso, per identificare chi sia, qual è la genetica a cui stiamo facendo il riferimento quando abbiamo a che fare con delle persone. E lo so, in Sardegna siamo strani, però funziona così qua funziona ancora così. D'altronde siamo quattro gatti, non è che ci basta sapere il nome e cognome qua vogliamo sapere tutte le cose di generazioni in generazioni. Il patriarcato in Sardegna
È una roba che è arrivata con la modernità, è arrivata con i cambiamenti, è arrivata col colonialismo del cazzo, è arrivata con queste robe qua, perché non ce l'avevamo noi, ok? Non ce l'avevamo, non ce l'avevamo. Cioè, sbam, Medioevo, ok? Fine 300, tutta Europa era una manica di coglioni feudali, feudatari e feudalesimi amati, ok? C'era il feudalesimo ovunque, ok? Tutta quella roba super a incastro, ti do un pezzo, tu me ne dai un altro pezzo, cioè tutta quella roba rigida, ferrea. Ok, basata proprio su possedimenti, incastri e gerarchie molto molto piramidali, no? La corte chiusa, le cose. Ma in Sardegna c'erano i giudicati, non c'era un re, non c'era c'era un giudice. E addirittura c'era una giudicessa a un certo punto, Eleonora d'Arborea, c'è una donna, capito, che ha anche emanato il primo codice di leggi scritte, perché tutti parlano della Magna Carta, ma chi se ne incula la Magna Carta? Perché erano delle robe scritte tra di loro, aristocratici e finiva lì. Cioè, invece questo era proprio un codice di legge dove si parla anche del modo in cui si può, qual è la punizione, per esempio, per uno stupratore. Nel 1300, ragazzi, c'era il delitto d'onore in Italia fino agli anni 60, capito? Se un uomo poteva ammazzare sua moglie perché se aveva il sospetto che gli stesse mettendo le corna, aveva tutto il diritto di farlo. In Sardegna, fino al 1300, cioè, c'erano delle leggi che dicevano che se una donna veniva violentata, si presentava nella sua sezione amministrativa della- dell'istituzione giudicale e poteva scegliere lei se sposarsi, se avere dei soldi in cambio, se, cioè, qual era il tipo di riparazione al torto. Cioè, non era una legge del taglione, tra l'altro. Sì, c'erano anche degli aspetti abbastanza, tipo per i piromani bastardi, c'erano delle cose di questo tipo, però eh, ehm, cioè, era riparatore, ma con grande capacità di valorizzare il ruolo sociale anche femminile in questo caso. Ovviamente poi sono arrivati gli invasori bastardi, colpa del papato, e ci abbiamo perso tutto quanto, però voglio dire, è chiaro che è proprio un sistema completamente diverso, un mondo completamente diverso, cioè il patriarcato qua non c'era, abbiamo combattuto fino all'ultimo contro il patriarcato, ma no perché fosse maschile e quindi noi volevamo il femminile, no, perché volevamo la complementarietà, cioè c'è la luna, c'è il sole, c'è il giorno, c'è la notte, c'è la coppa e c'è la spada. Cioè, devono essere entrambe le cose. Cosa vuol dire? Che io devo usare una coppa come se fosse una spada come se fosse una coppa. Non si può. Cioè, devo dire che c'è freddo a mezzogiorno sotto il sole. Non si può, non si può fare questa cosa. Servono entrambe le cose. È il ciclo della vita, quindi la consapevolezza che il mondo è, diciamo, la realtà non è verticistica, ma circolare, ok? I pirlomani, sì. Spero che questo aspetto sia stato chiaro, però se avete delle domande io ci sono, ovviamente. Ok, tu quante cose belle, cosa avete detto? Tutto? Uh, io devo guardare, bla bla bla. Ok, Janice, eravamo in grotta domenica. La guida ha spento la luce. Un buio che si tocca e ti riempie. Bellissimo. Janice, che grotta? C'è una grotta naturale, non so, tipo i Sudas di Sant'Adi, tipo i Janas di Sadali, tipo quella di Ulassai. eh, Penso che fosse Ulassai, sì, Ulassai, cioè, il Bue Marino, per intenderci, Grotte di Nettuno, ecco, te ne ho sparato un paio così, ce n'è un'altra, San Giovanni, come si chiama quella di dove? Flamini Maggiore, non mi ricordo, quelli là, insomma. Oppure intendi dire quelle grotte naturali che sono un po' simil Domus de Janas, cioè più piccoline, più qualcosa di anche scavato naturalmente nel tufo, più carsico in questo senso, no? Fammi capire, perché in quel buio c'è una sostanziale differenza che se ti va, te lo dico, tanto siamo qua, ne possiamo parlare liberamente. Ciao Clo,
Ciao Marta, ciao a tutti. Continuo a vedere la live in un secondo momento che dopo va a Jana. Brava, Papa Meda e Sanadi. Mentre l'uomo va in battaglia. Beh, certo, mentre l'uomo va in battaglia, sì, ma per forza. Perché deve andare in battaglia l'uomo? Cioè, ma che cos'è questa idea che l'uomo deve andare in battaglia per forza? No, non sto parlando di te, Stefano. Perché? Cioè, è una difesa, no? Se ti devi difendere, perché devi difendere dei deboli, cioè, perché devi essere contro, cioè proteggere dalla predazione ci sta. Eh, però, ecco, l'essere predatori non fa parte dell'essere umano, la predazione. Forse, magari l'essere isola ci aiuta anche in questo senso, e adesso vi dirò, continuo a leggere. Ciao Iana, in Sardegna c'erano grandi studiosi della vita, Raffaele. Allora, sì, ma più che altro, secondo me c'erano persone che ehm, imitavano la natura, osservavano talmente tanto la natura e vivevano in un connubio così profondo con la natura da imitarla. E la natura, ragazzi, può fare veramente molta paura, io ne sono consapevole, però è giusta. Cioè, il concetto di giustizia deve essere naturale, ok? So che sono tempi in cui il diritto naturale fa solo ridacchiare e basta, però, cioè, filosofeggiando, assolutamente la giustizia è un concetto naturale, ok? Perché se tu devi predare perché ti devi cibare, ok, non ti si può fare una colpa di questa cosa. È il tuo istinto, ok? Poi ti becchi qualcuno di più grosso e ci rimani secco e muori, tanto saresti morto di fame. È giustizia comunque in questo senso, no? Eh, sempre Stefano Canneddu però. Anche Sammeghina e Socru, Malu, mi diceva la signora che sapeva farla, che a me non avrebbe potuto insegnarla perché è una pratica da tramandare solo in abito femminile. Non è sempre così, eh? Io ne conosco uomini che lo fanno, che la fanno Sammeghina e Socru, però tendenzialmente è qualcosa di matrilineare. Quindi no, non viene tramandata. Però poi ci sono altri Brevosu che sono maschili. Io l'ho detto anche altre volte, per esempio, alcuni che servono proprio per la cura e la gestione del mondo agropastorale, ehm, che ne so. Prevalentemente maschili ne conosco pochi, ad essere sincera, però magari se quelle robe per aggiustare ossa, sistemare muscoli, mandare via parassiti dagli animali, queste robe qua, no? In generale quello di mandare via parassiti, ma anche di intervenire nella natura proprio in ambito predatorio, cioè un'aggressione di insetti, cioè tutte queste robe qua, tendenzialmente erano più maschili. Perché si tratta di difesa fondamentalmente, però conosco per esempio anche delle persone, le conosco personalmente attualmente, delle persone che sono operatrici e conoscono la formula, il Brevus, per scacciare animali predatori. Quindi, invece, non lo so, quella forse del malocchio rimane più cura, capito? Cura sociale e quindi nella divisione dei ruoli in ambito agropastorale l'uomo va in transumanza, eccetera, eccetera, la donna resta lì e quindi cura, no? In questo senso, potrebbe essere questa una spiegazione. I pirlomani mi fa sempre ridere. Allora, buonasera. Pensi sia possibile passeggiare nel bosco con una strega e non avere il bisogno di averla fisicamente? In che senso questa cosa? Non ti sto capendo. Penso sia possibile. Eh, Ah, beh, sì, beh, può capitare sicuramente che incontri una iana dei boschi, per esempio. Questo è un topos abbastanza della nostra cultura. Quella proprio di trovare... La strega no, però, vedi, la strega è aliena, cioè nel senso è una cosa importata in epoca romana, quindi io, per esempio, mi definisco strega semplicemente per comodità per i non sardofoni e non di cultura sarda, ma tendenzialmente non viene utilizzato. Ecco, quando dici sa strega è una cosa più così per offendere, insomma. Invece no, puoi trovare la Iana che comunque rappresenta fondamentalmente, diciamo,
la personificazione dell'elementale, no? Degli elementali in questo senso. Eh, invece tu stai chi ha sangue, le cose più crudeli, cioè, li appioppano cose anche veramente terribili. Non so che cosa intendi con averla fisicamente, se stai parlando di energia sessuale, cioè, ne possiamo parlare magari dopo, perché è assolutamente, assolutamente importante. Che meraviglia ascoltarti. Grazie ragazzi. La Grotta delle Fate in Slovenia, Carsica. La prima Oh, vabbè, ma allora sì, ok. Scusami, io ho dato per scontato che stessi parlando di Sardegna, ho avuto una botta così di etnocentrismo, perdonami. La Grotta delle Fate, cioè io ti ho nominato la Grotta dei Sadali che si chiama Janas, appunto. Interessante questa cosa. La Slovenia deve essere una figata. Io, cioè, sono un sacco di tempo che ci penso che vorrei comunque andare a vedere perché basta guardare le maschere tradizionali che hanno, no? Poi fanno dei gemellaggi tra la Sardegna e la Slovenia, quindi capita spessissimo di vederli qua. Sono fantastici, sono bellissimi, veramente danno quel senso potente. Eh, in battaglia, anche mentre andiamo a lavorare tutti i giorni sotto il sole. Vabbè, certo, questo sicuramente, sì, sì, indubbiamente, questo sì, questo è chiaro, questo è chiaro. Però cioè, togliamo anche lo stereotipo per cui la donna non lavora, cioè nel senso, ora non sto facendo un discorso sociale, matriarcato e patriarcato spicciolo, attenzione. Nelle divisioni dei ruoli il lavoro era complementare, cioè la ripartizione del lavoro era uguale, cioè è stato un lavoro successivo del patriarcato, quello degenerato, insomma, il patriarcato è sempre degenerato e il matriarcato fa sempre schifo, cioè le degenerazioni fanno sempre schifo. Però dico, la cosa che, insomma, la donna mantenuta, la donna subalterna, eccetera, eccetera, è stata una cosa decisamente successiva. Anche diciamo in contesti semplici, no? Indigeni, facciamo questo esempio, di società semplici, quindi circolari, strutturate in modo che siano radicate al ciclo naturale, alla natura, eccetera, eccetera. La divisione, la mole del lavoro era la stessa, con la differenza che appunto l'uomo tende a penetrare e la donna invece oh, scusa, tende ad accogliere. E quindi ovviamente la mole di energia utilizzata doveva essere calibrata in questo senso, però poi la mole di lavoro, di tempo impiegato nel fare le cose fondamentalmente è lo stesso, però sì, in questo senso sì, però ecco, non è che il guerriero non è uomo, questo intendevo dire, ok? Sì, è uomo nel momento in cui deve difendere una vulnerabilità, però lo può essere anche la donna, quindi diventa vergine guerriera come Diana, come Iana, ok? Diana, Iana o le Ianare del sud dell'Italia, no? Sempre questa cosa della porta, no? Ok, questo è il senso. La società in origine era matriarcale, ma io non sono completamente d'accordo su questa cosa. Cioè, io penso che la società in origine fosse di stampo femminile, probabilmente poi sia anche, cioè, le società gilaniche, per esempio, di cui parla appunto la Jane Buttes, ma anche altri studiosi, non è molto chiara questa cosa, perché io comunque ci vedo sempre delle simbologie anche maschili, quindi non puoi definirla completamente matriarcato se c'è incluso anche tutta una serie di simbologie maschili, ok? Cioè, il fatto che non si usasse per esempio il metallo, o che insomma, che sì, non si sapeva lavorare in metallo, quindi non si usasse, che ha cambiato completamente proprio l'idea, no? Della gestione della realtà in questo senso. Non vuol dire che non avessero degli strumenti per poter fare del loro meglio per gestirla, cioè andavano a caccia, comunque utilizzavano utensili. Utensili di pietra, pietra che è androgena per eccellenza, quindi c'era comunque una visione in questo senso di più equilibrio. E poi, se parliamo appunto di matrilinearità, nel senso che magari le donne avevano un ruolo fondamentale nella gestione, nella cura, sì, torna nella questione della divisione dei ruoli.
Poi, secondo me, c'è stato anche un momento in cui c'è stata una degenerazione, però, ecco, non so, non erano funzionanti quelle società completamente matriarcali. Visto il mio cognome, devo avere qualche antenato sardo. Perché qual è il tuo cognome? Che io vedo soltanto ACGTXXX, è una roba anche tipo il DNA nella tua Propic, quindi dimmi com'è il tuo cognome e ti dico se esiste, che sicuramente lo saprai, ma ti dico magari delle cose. Allora, Shanti, una volta ho fatto una pratica contro il malocchio distinto, senza sapere niente. Ho fatto un rito tutto mio che mi è venuto sul momento. Cosa ne pensi? Brava, hai fatto bene, hai fatto bene. Ti sei difesa, giustamente. Ma tu, Shanti, sei sarda? Perché questo, se tu fossi sarda, potrebbe dimostrare che magari nel tuo albero genealogico c'è qualcuno che ha quel carisma, capito? E quindi, insomma, un talento di questo tipo andrebbe analizzato meglio in questo senso. Se tu non fossi sarda, significa comunque che hai delle capacità innate. Io faccio questo riferimento sardo o non sardo soltanto perché io conosco le dinamiche specifiche di come si tramandano le cose nel contesto matrilineare sardo, quindi ho questo sguardo in questo modo, non perché ci siano differenze diciamo sostanziali. La differenza è più formale e la conosco. Però per chi non è sardo comunque ci sono lo stesso delle dinamiche che io però non vi posso dire perché andrebbe tutto contestualizzato più nello specifico, ma ci sono comunque degli strumenti che possono esserci utili. Sono sarda da parte di padre, quindi è un cognome sardo. E vi va di dirmelo questo cognome? Scusate se chiedo i cognomi alla gente, tipo chiedendo, tipo patente e libretto, cognome e analisi genetica, scusatemi, non è per non essere rompiscatole, è solo per chiacchierare così, nel senso, per se volete sapere delle cose di voi, ne approfitto e vi dico quello che so, non che vi vada a raccontare chi siete voi che dovete raccontarmelo, no, semplicemente vi dico un po' come funzionano certe cose, ecco. Non mi va di dirlo pubblicamente. Va bene, se vuoi mi puoi mandare una mail e ne parliamo in privato, hai ragione, fai bene. Ehm, Oddio, cos'è? Ah, Flumine Maggiore su Mannao. Ma che cos'è San Giovanni? Allora, dove me lo sono inventati a questa cosa di San Giovanni? Di Grotta di San Giovanni. Dai, esiste una grotta di San Giovanni, sicuro, non me la so, posso essere inventata. Vabbè, se vi viene in mente qualcuno me lo dica, perché adesso così, boh, non lo so. Eh... Quanto un uomo può capire la profondità della visione femminile? Come si trova un connubio armonioso? Sembra che certe cose abbiano una lente diversa. Allora, Zeri, ma cos'è che stai dicendo? Mi devi fare arrabbiare, vero? Ho visto questa live a 16 pare, posso già dirvi come va a finire. Fatemi sapere. In che senso, scusa? Dobbiamo bisticciare? Indifferita, bisticciamo. Alla fine del video ti insulto, facciamo così. Allora, quanto un uomo può capire la profondità della visione maschile? Come si trova un connubio armonioso? Perché sembra che certe cose abbiano una lente diversa. Bella domanda, bella domanda. Allora, la questione è questa, è la questione di fare sintesi, cioè noi dobbiamo partire dal presupposto che lo sguardo è sempre il nostro, Sara. Quindi cosa succede? Che quanto più io ho risolto dentro di me la dicotomia, la dualità, tanto più fuori di me riuscirò a trovare quel tipo di risonanza. Quindi troverò degli uomini che a loro volta hanno fatto un lavoro di questo tipo, altre donne che a loro volta hanno fatto un lavoro di questo tipo. È la comunicazione, quindi diciamo il sistema energetico risuonerà piuttosto che andare in dissonanza. No, la dissonanza c'è quando appunto tu attrai cose che purtroppo sono confuse anche dentro di te, no? E quindi questo succede. Questo però è possibile assolutamente. Come? Sciogliendo, facendo sintesi e lavorando assolutamente sull'integrazione di luce e ombra, perché si parla tanto, per esempio, grazie per la dritta Sara, dell'integrare l'ombra, no? Tipico percorso di stregoneria, l'integrazione dell'ombra. Verissimo, verissimo, è fondamentale, ma è dell'integrazione, cioè l'integrazione dell'ombra per gli uomini io la posso anche capire, ma l'integrazione della luce per la donna? Perché la luce sembra che siccome è palese, allora sia facile. Non è vero, cioè, noi donne da quando nasciamo ci dobbiamo addomesticare in questa cosa.
nell'utilizzo della logica, ci dobbiamo assolutamente addomesticare. E stessa cosa fanno gli uomini con il buio, quindi è l'integrazione degli opposti fondamentalmente, non l'integrazione dell'ombra, per esempio. Se facciamo questo lavoro qua, magari sin da piccoli sarebbe l'ideale, arriviamo a un certo punto dove hai necessità appunto del confronto con l'altro, col tuo opposto, se sei donna con l'uomo, se sei uomo con la donna, o se non hai ancora deciso con altri che non hanno ancora deciso, si tenta appunto l'opposto, no? In questo senso. E quindi ecco, questo è sì, c'è, quanto più ognuno di noi ha fatto questo lavoro qua, secondo me. Poi è normale che il caos non lo puoi codificare in luce, mi capisci? Però c'è da dire questa cosa importante, che io ho già detto dall'altra parte, però forse adesso sta assumerà un significato. Io ho sempre detto quello, luce e ombra sono diversi, però sono complementari perché l'ombra non è altro che luce irrigidita, ok? Quindi è un altro stato, è in un altro stato fondamentalmente, in un altro stato energetico. L'ombra è la densità della luce, ok? Credo di sì, credo che tu abbia afferrato benissimo delle cose. Sardo secolo seculorum. Non credo di avere origini sarde, ma mi sono sentita a casa appena sbarcato. Vabbè, perché le persone di buon cuore le si vuole bene. Ok, qua sta partendo un file ghinisesi nella nostra chat, molto molto bello. Allora, siccome sono già le 8, ragazzi, io manco la prima pagina ho finito, cioè, e quindi viaggio. Allora, patriarcato e matriarcato, quindi divisione, comprendere che sono due estremi, appunto, fare un lavoro di integrazione di luce e ombra, di ombra per gli uomini e di luce per le donne, è assolutamente un altro aspetto che è fondamentale, è quello di analizzare come nell'albero genealogico determinate cose si sono tramandate. Quindi è molto importante capire proprio le dinamiche in cui le cose si sono tramandate. Perché? Perché è giusto vedere, come posso dire, i nodi, vedere insomma gli eventi, e capire proprio dove c'è un ristagno di energie non negative, energie troppo maschili o energie troppo femminili, no? Quindi dove c'è un disequilibrio fondamentalmente, giusto per comprendere. E poi un'altra cosa, qual è il problema, insomma, per cui noi ci attacchiamo molto contro il patriarcato attualmente? Ma ovviamente parliamo di quello perché adesso c'è quello, e tornando indietro, secondo me il problema appunto era anche il matriarcato, che appunto non è una cosa positiva, esattamente come il patriarcato. Il problema del patriarcato è proprio che ha slegato, ha inibito la possibilità di tramandare le consapevolezze femminili di generazione in generazione. Guarda, l'istituzione più patriarcale in assoluto è Santa Romana Chiesa, come avrebbe detto Laura Fezia, che è sempre nei nostri cuori. Perché sì, perché ha fatto proprio questo gioco qua, è entrato proprio in questa dinamica e ha scardinato la possibilità di tramandare la consapevolezza in questo senso qua. Ci ritroviamo con donne che non sanno cosa sono, uomini che non sanno dove andare, cioè fondamentalmente, perché in Sardegna se possiamo parlare di un aspetto matriarcale, ma che per me è matrilineare, è proprio il fatto che la donna è la figura che ispira, no? È l'uomo che viene ispirato in questo senso. Allora, io credo che Zerimo si sia offeso perché sto parlando di patriarcato, però non sono sicura. Va bene, Zerimo, poi besticciamo in privato, va bene. Eh, ok, ACGT. La Sardegna è stata sotto il dominio spagnolo tra il XV e il XVII secolo. Lo so. Sì, ne ho parlato prima. Ho parlato che come si chiama? I giudicati sono caduti perché appunto sono arrivati i catalano-aragonesi. Perché Bonifacio VIII ha fatto la bolla che ha detto: Ma sì, voi sardi siete della corona d'Aragona, andate a loro e basta. Cosa volete questa cosa che siete indipendenti? Guai a voi.
loro, cioè, erano proprio un surrogato della Chiesa, capito? Cioè, una roba veramente terribile. Noi invece, cioè, non è che fossimo i fighi di non so che cosa, però comunque avevamo sincretizzato e rifunzionalizzato tutta una serie di cose, soprattutto di stampo bizantino, quindi già anche i culti erano, diciamo, molto più ellenistici in questo senso, no? Quindi con una visione, anche una filosofia molto diversa rispetto al romanico approccio all'esistenza, anche perché poi i romani, inteso come impero e come prima, insomma, struttura così civilizzatrice, non è che ci sia mai piaciuta granché, no? Sono famosi i sardi per essere stati tra i pochi molto resistenti nei confronti della predazione romana, mentre invece diciamo che tutto l'aspetto bizantino è stato gradito abbastanza, anche soprattutto in termini cultuali, no? L'acqua e tutte queste robe qua, le Madonne, tutte queste robe qua che comunque piacciono moltissimo. Eh, l'ombra non è il nuovo, l'ombra non è il nuovo buio. Non lo so cosa intendi esattamente. Parli proprio dell'oscurità, la tenebra, quella roba là. No, c'è anche quella, capito? È come... È normale che nella trasformazione, ok, c'è la decomposizione. Quindi la decomposizione è un aspetto molto disgustoso, ok, e disarmonico della trasformazione e dell'oscurità, ma non può essere solo quello. Cioè, quella è la fase della putritudine quando si sta trasformando una cosa, ok? La luce lì è fondamentale perché disinfetta la luce, quindi ci può essere comunque una decomposizione, ma non una decomposizione disgustosa come invece nel buio, ok? Questo è il senso, però non è che l'oscurità come simbolo sia questo, non è vero. Non è vero, così come la luce non è la luce degli unicorni, delle farfalline. No, la luce è anche la luce di mezzogiorno in mezzo al deserto, capito? Cioè, una roba che veramente il fuoco è devastante, ok? Non è che, cioè, d'altronde, Lucifero era Lucifero, voglio dire. Quindi ragioniamoci su questo aspetto. La Santa Romana Chiesa che di santo non ha nulla, ma non lo so, loro dicono di sì, poi io non lo so esattamente. Anche il concetto di santità è una cosa abbastanza culturale, no? Poi ogni posto ha anche una visione ancora diversa della santità. Si parla di patriarcato per creare una divisione tra maschile e femminile. No, si parla di patriarcato perché quando ci sono degenerazioni, ci sono degenerazioni. Punto. Cioè, non è che cos'è genocidio, che cos'è, come si chiama, che ne so, dittatura, che cos'è? Cioè, le cose bisogna chiamarle con il loro nome. Cioè, è inutile che sclera la gente perché uso la parola patriarcato. Il patriarcato esiste e fa schifo, a partire dalla Chiesa Cattolica. Cioè, c'è stato un genocidio di donne per la caccia alle streghe. Hanno proprio metodicamente preso e bruciato donne dentro i roghi. Ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, quello non è patriarcato, quello le hanno bruciate perché erano donne, capito? Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, il patriarcato esiste, è una struttura che esiste, punto. Cioè, poi da qui a sclerare, a fare le battaglie contro questo, contro l'altro, a dire tutti gli uomini, l'uomo fa schifo. Cioè, questa è una cosa ridicola e inutile, però che nella realtà ci siano delle cose disfunzionali che non vanno bene, non sarò io a negarlo. Io non lo negherò mai. Così come quando ci sono invece delle, delle donne falliche, come dice la mia amica, che fanno schifo, lo dico tranquillamente. Quando ci sono delle enclave tutte femminili che sono andate nella degenerazione dell'oscurità, vista appunto come Nigredo in questo senso, fa schifo, è disfunzionale quella roba là. Cioè, noi esseri umani abbiamo il libero arbitrio, abbiamo l'opportunità di creare una struttura che sia funzionale ed efficace. Quando una cosa non va bene, non va bene, mi fa schifo. E se tu sei un rappresentante di quella cosa che non va bene, mi fa schifo anche tu, se lo rappresenti.
Poi da qui a fare, ripeto, delle battaglie epiche contro il singolo, così come io non le ho mai fatte neanche in altri contesti, non lo farò neanche adesso. Però il patriarcato esiste e fa schifo. Perché devo negarla questa cosa? Cioè, non nego proprio niente. Cioè, dagli indoeuropei le cose sono andate proprio degenerando. In Sardegna ne è la dimostrazione. Noi abbiamo avuto una cultura dell'armonia sempre, dove la donna non era al centro in quanto dea, la donna era al centro in quanto la più collegata alla terra e quindi quella che aveva più possibilità di accedere alla sua saggezza. Uomini, donne, bambini, chiunque avevano un senso ehm, di timore reverenziale nel confronto della donna. Tanto più era anziana, era saggia, meglio era. A volte capitavano anche cose straordinarie in bambine molto giovani, sapienza innata molto spiccata. C'è sempre stata un'attenzione, la cultura dell'infanzia, della continuità. Questo perché fa parte della creazione del femminile. E poi ci ritroviamo con Ragnedda, capito? Ma, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Ma che schifo! Che schifo! Io non devo dire che fa schifo quella cosa, che non fa parte di una cultura dello schifo, della predazione, che non è la stessa cosa come il colonialismo, che non è la stessa cosa come le multinazionali che vanno a depredare la terra, eccetera, eccetera. Fa schifo, punto. Ok, ok, alien utente dovrebbe essere... Oddio, io mi dimentico sempre chi sei, dovresti essere Maria Luisa, penso. Sarò un po' cinica, ma matriarcato e patriarcato esistono non solo per le matriarche o i patriarchi, ma perché la parte più debole del rispettivo regime decide di sottostare. La ribellione costa, ma sono d'accordo con te, sono assolutamente d'accordo con te. Sono assolutamente d'accordo con te. Esistono perché, perché la parte opposta si è fossilizzata nella subalternità. Quindi donna passiva subalterna, ok? In questo caso specifico, ma vale per altre cose. Indigeno, ignorante, subalterno. Ehm, povero, disadattato, subalterno. Ma che cazzo vuol dire? Siamo molti, cioè, ma cosa vuol dire questa roba? Io sono d'accordo con te. Sarei cinica, siamo ciniche insieme. Diamoci la mano e viva. Bellissimo il termine cultuale. L'ombra non è il buio, questo intendevo. Sì, sì, infatti poi l'avevo capito. Sì, sì. Ehm, ok, Alieno 80 stava rispondendo a altro. Quindi lavori sull'albero. Bene, abbiamo parlato del... Arriviamo alla ciccia. La dea madre, la dea madre, la dea madre, perché in Sardegna abbiamo mille madonne, perché ci sono madonne ovunque, in tutte le parti, perché appunto c'è un culto della terra, un culto dell'acqua, quindi un culto di ciò che è cavo, di ciò che ci porta nelle nostre interiorità. Questo è proprio il periodo dell'anno in cui fare questo lavoro. Il lavoro dell'albero genealogico che vi dicevo prima ci deve portare proprio anche al lavoro degli avi. Quindi perché è importante questo periodo? Perché proprio entriamo dentro, no? Quindi siamo come semi. A breve, cioè siamo come semi, non noi dobbiamo fare il lavoro di scavo, poi dobbiamo mettere i semi non sono altro che appunto tutte le nostre consapevolezze dell'albero genealogico e quindi anche gli antenati, gli avi, i defunti, quindi tutti loro sono come semi che poi ricresceranno, no? E in questo senso i bambini che vanno a fare l'acquisto sono proprio il simbolo della continuità. Loro vanno in giro a chiedere suffragio, tra virgolette, questo è un termine molto cattolico, ma il senso è quello, vanno a chiedere diciamo, sostegno in nome dei defunti, degli avi e degli antenati. Eh, cos'è? La madre che in questo momento sta iniziando la cova, no? La luce è andata via, non c'è più la razionalità, diciamo la logica che deve analizzare all'esterno, ma c'è un intuito.
c'è un'energia creativa profonda dentro, no? Che sta covando e sta facendo nascere nuove cose. Questo è proprio il periodo, quindi questa settimana vi invito formalmente a fare un lavoro in questo senso. Perché? Perché è tutto, cioè questa è un'egregora naturale, ok? Ci sono le egregore e le egregore, ci sono le egregore fatte apposta, ecco, il patriarcato è un'egregora, per esempio, e fa schifo, cioè è una cosa che fa schifo. Il patriarcato è un'egregora, cosa posso dire? Bah, ce ne sono tantissime, no, di egregore, ve l'ho detto mille volte, adesso mi viene in mente questo, però invece questa è un'egregora naturale, cioè qual è l'egregora naturale? Gli antenati, ok? È naturale nel senso che è radicato nella terra, tant'è che tutto il mondo dei defunti, qua aprite le orecchie perché non ne ho parlato mai, non ne parlerò mai più, perché non mi sento ancora pronta di parlare di questa cosa, se ne parlerà più avanti con calma, ma l'egregora naturale, cioè il fatto che esista una forma pensiero collettiva planetaria radicata nel fenomeno del cambio annuale, e quindi come può essere adesso l'autunno, in questo periodo è particolarmente intenso e potente anche in base alle lunazioni, quindi il 31 per intenderci non è una data a caso, si assottiglia il collegamento con ciò che esiste veramente, cioè esiste un mondo parallelo di defunti, ok? Esiste un mondo parallelo di defunti, proprio perché è una forma pensiero e lì esistono in varie forme che sono troppo complesse adesso da spiegarvi perché proprio dipende, una persona famosa esiste lì, ma non è altro che una copia del backup di quell'essere, di quell'incarnazione. E invece poi ci sono anche anime vere e proprie, ok? Che hanno una loro, è bruttissimo dirla così, però mi tocca identità al di là della forma che hanno preso venendo su questo pianeta, no? Hanno un loro codice esistenziale, in questo senso che perdura in tutti i cicli, perché hanno una funzione specifica sul pianeta, vengono qui per fare cose molto importanti di vario tipo. Eh, tornando alla Dea Madre, eh, rivolgere lo sguardo all'interno della terra. Quindi in questo periodo cosa possiamo fare? Sì, banalmente andare a rendere grazie proprio ai nostri defunti, quindi nei cimiteri, nei luoghi di ricordo, eccetera, eccetera, ma anche una cosa molto, molto importante, cioè fare proprio il parallelismo tra il nostro corpo e il corpo della terra maschile o femminile che sia, attenzione, perché il corpo è terra, al di là che sia, diciamo, concavo o convesso, è sempre collegato alla terra. Quindi fare proprio un lavoro in cui ci si collega alla terra, come ha fatto, chi è che me l'ha detto che era andata nella grotta? Genesis me l'ha detto. Fare questo lavoro qua è importantissimo. Quell'oscurità lì è un'oscurità ancora diversa. Io quella che vi consiglio è per esempio un'oscurità ehm, meno profonda in questo momento, cioè meno fredda, ecco. Una via di mezzo, cioè non troppo profonda, non troppo superficiale, come possono essere le Domus de Janas, ma anche fare un percorso di discesa dentro i pozzi sacri può essere molto interessante. Ve l'ho detto l'altra settimana, che assolutamente per me è stata un'esperienza molto importante, ed è vero, questa discesa, no? Catabasi e anabasi, no? Ascesa e discesa, che è molto, molto, molto importante, proprio per comprendere il modo in cui ci si rapporta con la nostra interiorità. Ok, tutto questo cosa sta portando? Cioè, tutta questa analisi che vi ho fatto, anche del femminile, eccetera, eccetera, ma sta portando un ritorno al femminile, quindi un ritorno alle energie che non sono razionali, che attenzione, io lo dico sempre, non è che ciò che è razionale, luminoso, maschile, eccetera, eccetera, fa schifo, anzi, è bellissimo e meraviglioso. Io, per esempio, per me è fondamentale questo, perché proprio l'intelletto, no? Proprio il metodo, la logica che mi permette di analizzare la realtà, di catalogare, organizzare, fare collegamenti, cioè rende l'esperienza decisamente migliore, ecco, perché il bosco di notte o il bosco di giorno fa fondamentalmente la differenza, cioè con la luce il bosco me lo godo nell'ombra, ma di notte l'assenza di luce vado a cercare le stelle fondamentalmente, quindi è importante, no? È importante compensare in questo senso, creare armonia tra queste due cose.
Adesso forse c'è stato un po' un abuso troppo esagerato della razionalità, che infatti ci ha portato a anche tutte le cose degradanti che sono l'iperrazionalismo, come lo chiamo io, cioè tutta quella roba che è scienza, no? È scienza perché l'ha detto la scienza, perché ipse dixit l'ha detto lui che ha fatto delle ricerche, siccome è così, deve essere così, mai un dubbio, mai una possibilità di vedere oltre, sempre tutto molto razionale, non l'ho sperimentato, quindi non esiste. Il tutto con la sensorialità completamente tappata, quindi non riesco a capire come fai a dire non esiste, tipo non esiste, non è vero, un mostro sotto il letto, sembra più una cosa del genere, no? Fa inquietudine questa cosa, quindi è stato grave e a questo punto probabilmente sta cercando di tornare l'intuito, l'energia creativa interiore e si vede un po' perché comunque ci sono delle esplosioni energetiche, dei momenti di follia collettiva anche. La Luna sta trasmettendo molto questo tipo di energia. L'energia della Luna in Luna piena è diventata particolarmente, eh, come posso dire, cioè, influenza particolarmente, no? È stata particolarmente intensa negli ultimi tempi. Voi anche, che ne so, il movimento del sole, che anche quello è bello sveglio. Ora non sappiamo se è perché l'abbiamo osservato adesso in modo molto più attento e quindi sappiamo quali sono i cicli, diciamo, di sole e luna o se anche prima magari era così, però era meno intenso. Questa è una cosa, è un dubbio che ci mettiamo, però effettivamente bisogna dire che l'intensità si sente tutta. Eh, patriarcato inteso come il rispetto dell'anziano. Uomo o donna è giusto, nel senso padre, uomo o padrone fa schifo. Certo. Non è tanto padrone, capito? Perché la parola padrone non è una parola brutta, così come padrona non è una parola brutta, perché la padronanza, a differenza della gestione, del controllo, è assolutamente molto meglio, no? Io ho anche una visione, diciamo, anche delle gestioni sociali, proprio come padronanza, come proprietà, no? Che a me non dispiace questo. Il problema è il controllo e la gestione e la predazione, ok? Cioè, se gente che c'ha gli ingutti d'otto, cioè quelli che vogliono proprio prendere tutto, arraffare per garantirsi un'abbondanza e quindi una superiorità. Quella roba fa schifo, che sia uomo che sia donna, ovviamente, però non so, converrete con me che in questo momento il sistema predatorio è prettamente maschile. Sì, non mancano le donne, perché lo vediamo, sono adesso vanno di moda, quindi sono di punta. Anche nel mondo schifo, Europa, Italia, cioè, lo vediamo, no? Questa roba, per carità. Però, cosa è cambiato? Da 10 minuti è cambiato? Vogliamo dargli le colpe a loro? Non lo so. Il papato è completamente maschile, per esempio, tutto un altro sistema di cose è completamente maschile, non lo so, è comunque la struttura che è maschile in questo senso. Però vabbè, dai, magari ecco, non siamo pronti a avere questa cosa, quindi non voglio insistere su questa roba perché poi non ne frega niente. Cioè, se è maschile o femminile, se una cosa fa schifo la combatto, non mi interessa niente, a me non è questo, cioè io non ho risentimento, non sono nipote delle streghe che hanno messo a rogo, io sono nipote dell'Onora d'Arborea, sono nipote delle antiche Janas, sono nipote dei giganti e delle gigantesse che hanno costruito i nuraghi, quindi a me non me ne frega niente di questa roba, ve lo dico. Cioè in Sardegna forse manco fuoco ci hanno messo perché a un certo punto quando erano prese male venivano a chiedere aiuto. Cioè, le storie sarde delle streghe vanno a finire sempre così, per esempio. Cioè, non c'è... Ce ne sono state pochissime forse, ma proprio rogo, a me non mi risulta, qualcuno mi dia un feedback in questa cosa perché io non lo so, forse è morte sotto tortura, ma non c'è stata una particolare aggressione qua, perché poi alla fine era tutto talmente sincretizzato e rifunzionalizzato che cioè, nessuno poi si metteva a puntare il dito. Sì, c'erano delle cose, mettere il San Benito, addittate, eccetera, eccetera, ma non veramente perseguitate come è successo in area continentale. Poi se mi sbaglio qualcuno mi dica diversamente.
tendenzialmente le storie che conosco vanno a finire che quelli stessi che li stavano perseguendo a un certo punto si ammalano e vanno a chiedergli i loro servigi e guariscono e allora iniziano a usare queste donne per aiutarle perché c'è stata una pestilenza, c'è stato questo, c'è stato l'altro e avevano bisogno della consapevolezza di queste donne. Quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè, non la sento come una cosa personale, ve lo dico sinceramente, è un'ingiustizia che la vedo, non mi piace e ne parlo male di una cosa che non mi piace. Allora, mio figlio è nato il 31. Di cosa? Di... Ah! Interessante però. Interessante anche per te sicuramente. Non so se sei uomo o donna, ma in ogni caso l'esperienza del parto doveva essere interessante, ecco. Daniela Conti, io sono nata il 1 di novembre e spesso mi sento un po' strega. Sarà un caso? Mi sento molto intuitiva e legata alla natura e al mondo dell'oltre. Mi sei apparsa per caso. Il caso non esiste, cara Daniela, non esiste il caso. Allora, interessante questa cosa, va bene, ne parlo. Diciamo che la nostra cultura tradizionale dice che bisogna stare attenti nel concepimento di questo periodo, di questi giorni. Cioè, meglio concepire ad agosto, ok? E partorire più in là, anche a settembre, ma già da ottobre, che è il mese della Damini per noi, cioè il mese dell'etame fondamentalmente, non consigliano di concepire, ok? La tradizione è proprio sarda, ogni ora è la sua cosa, ogni cosa è la sua ora. E quindi non, ci sono tempi giusti per fare delle cose e tempi sbagliati. Ecco, secondo loro questo periodo qua, diciamo mese della Damine e mese dei Motus, quindi sarebbe ottobre e novembre, non sono i mesi adatti al concepimento. Ma per il parto non hanno niente da dire, anche se c'è la tendenza a pensare che la cosa giusta fosse tutti di maggio, capito? Tipo, tutti in primavera, ma non è così. Gli esseri umani hanno in ogni epoca hanno diversi equilibri e diverse cose che devono seguire anche personalmente. Però ecco, diciamo, come indirizzo generale loro dicono sempre questa cosa. Diciamo che hanno un po' di timore, ma non è un timore tipo un timore giudicante. Dicono che, insomma, si tratta di energie molto potenti quando vengono concepiti in questo periodo qua. Riguardo alla nascita, invece si dice appunto questo, che nascendo in questi periodi, sia a fine ottobre, proprio tra il 31 e l'1, o la notte di Natale, cioè nel passaggio diciamo del solstizio d'inverno, che siano persone che abbiano talenti, che nascono coi talenti, cioè come se fossero quelle date fossero delle vie preferenziali per fare incarnare delle persone con talenti specifici, più di uno spesso. Non so, in Skogas si pensa appunto che nascano proprio la notte di Natale, ad esempio, no? Nasce la notte di Natale, o la notte di Natale o comunque quei giorni del solstizio, eccetera, Sesu Agoga o un Ugogu, quindi c'è questa credenza. Eh, Anche il tempo sta scorrendo in maniera diversa, alcuni giorni è un po' destabilizzante. Sì, ne stiamo parlando tanto, eh. È molto difficile. Poi questo giochino che dell'ora tolta, dell'ora messa, mi sta proprio incasinando il cervello. Tutto ciò di cui stai parlando è bene spesso nei libri di Mammani sulla cultura andina, soprattutto per quanto riguarda la donna, quanto avanti erano le antiche civiltà, compresa la nostra. Ma lo sai, Elia, che io lo adoro, Mammani? Io lo adoro proprio cioè veramente a parte che leggere i suoi libri mi è stato proprio di aiuto in un momento terribile della mia vita, ma proprio terribile. Sai quei momenti di grande sofferenza dove tutte le cose si sono accumulate assieme e tu sei, per quanto una persona che si attacca costantemente alla vita, in uno stato di totale impotenza, cioè passività. Beh, quei libri, devo essere sincera, mi hanno dato proprio una visione altra, una spinta per poter essere migliore, migliorare costantemente. Quindi sì, io li consiglio vivamente. È un personaggio che è stato molto criticato, lui tra l'altro, perché vabbè, le Iene avevano da dire su di lui, poi adesso è buonanima, se è morto, non c'è più, è morto, però criticavano anche l'utilizzo della sessualità. Qua possiamo tornare anche con la domanda di prima.
che fondamentalmente è energia, quella energia sacra, insomma, consapevolezza in questo senso qui. Sì, lo adoro molto. A Rogo non lo so, però mi hanno raccontato che c'è stata una strega nella nostra zona che è stata processata e condannata. Si chiamava Sabina Marrocco, ma non ricordo bene. Sai che la so anch'io questa storia a mano, però boh, non me lo ricordo. No, anche io non la so. E poi, vabbè, ci sono anche storie tipo di... che a me mi hanno raccontato, però vabbè, io non lo so, non so neanche se dirla pubblicamente questa cosa. Però vabbè, c'è stato un periodo della mia vita dove andavo in giro per i boschi a cercare di capire se potessi trovare un maestro o una maestra che mi desse una mano nel mio svarione interiore, perché comunque ci sono quei momenti dove hai delle grosse botte di consapevolezza che impazzisci completamente, proprio perché c'è tutta l'energia creativa e tu non riesci a incanalare la questione logica, no? Quindi ti dici, oh, voglio una luce, c'è buio, mio Dio, mi serve un po' di luce per capire dove cazzo sto mettendo i piedi. E mi ricordo che mi avevano detto qua, che nel Sarcidano propriamente detto, quindi il tavolato tra Laconi, Nurello e Villanovatura, passando diciamo per le parti del Flumendosa, so che non voglio fare nomi esattamente, che comunque cioè, si narra che dentro quelle grotte ci fosse proprio una persona che si chiamava come me, tra l'altro, che operasse in questo modo qua, che si è allontanata e si è data all'eremitismo perché non era più possibile lavorare in questo senso. Però non mi spanta perché lì c'è Gadoni, Santa Marta, quindi che si chiamasse come me, non è che, no, Gadoni, come si chiama il patrono, la patrona di Gadoni è Santa Marta, quindi può essere anche, insomma, collegata a questa cosa, chissà che come si è intrecciata la mitologia. E comunque sì, era una specie di strega in questo senso. Bene, ragazzi, abbiamo fatto un'ora e mezza così, senza colpo ferire. Prima di chiudere, io ci tengo a dire questa cosa che è molto importante, perché più o meno abbiamo detto tutte le cose. La questione è questa, no? Dea madre, dea madre. Cos'è dea madre a proposito di mammani? Il concetto è lo stesso come per noi sardi, eh? Quindi la grande madre, ok? La grande madre non è la Sardegna. La Sardegna è il pezzo di grande madre che ci ha fatto, a cui apparteniamo e che ci appartiene. È un legame reciproco, per quello io non dico mai appartenenza. Sai che adesso va molto di moda questa cosa, perché il senso di appartenenza alla cultura sarda, con un senso di appartenenza molto forte. Appartenenza a che? Ma che cazzo è? Di roba matematica? Vogliamo fare matematica? Allora è identità, non è appartenenza. Io sono Sardegna, la Sardegna è me, in questo senso, perché io sono mia madre è me. Noi siamo in questo senso, con le nostre differenze, con le nostre, però siamo, cioè, identità, no? Corrispondiamo in questo senso qui. Ma a cosa poi? Perché noi ci identifichiamo con quell'aspetto, a cosa? A tutta la Terra. Il senso è Gaia, ok? Quella che chiamano Gaia, ma chiamatela come volete. Per noi è Sama Manna, è sempre Ice adesso, sarà sempre così, perché è quella la visione, no? Come mi ha detto un signore l'altro giorno, mi ha detto, anche se non ci credo a Dio. E gli ho detto, vabbè, sicuramente crederà, tutto in sardo questo, crederà eh, nella grande madre. Ah, io solo nella natura. E quindi la grande madre. Ah, certo, la grande madre. Non fa una grinza questo discorso, ok? È proprio un collegamento immediato. Poi sì, abbiamo tutti i filtri, Chiesa Cattolica, questo e l'altro, la visione di questo e la visione dell'altro, tutta questa roba e queste divisioni, però poi stringi, 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 quello che ci lega è questo. Io ora non lo dico per cattiveria, perché vabbè, Dio è un concetto molto importante, eccetera. Io non vado a dissacrare tutta una serie di cose a figure importantissime, però è la terra, è solo la terra il mio, è solo quello che mi batte nel cuore forte, è solo con quello e attraverso quello che io posso esprimere esattamente quello che sono. Parlo di Marta Serra, di Anna Sagoga, così come parlo di una profonda connessione che c'è
in tutti i sardi, che identificano spesso nella Sardegna, ma poi vale per tutto il pianeta, perché poi cercano la Sardegna ovunque quando vanno fuori da qua, no? E tutto il mondo è Sardegna a un certo punto, ma perché qua si cresce con una cultura che ti lega profondamente alle dinamiche naturali e quindi al pianeta per intero, no? In questo senso. E quindi fuori cercherai automaticamente questa cosa. Eh, Da qui, da questo legame così importante, poi ci sono tutte le figure importanti. E le figure importanti nostre lo sappiamo, c'è Iana, c'è Sagoga, ci sono le Panas, c'è pieno di figure femminili, tutte le mamme, no? Sa mamma Susole, sa mamma de Saba, Maria Farranca, insomma, tutte le mamme, no? Anche il caffè c'è la mamma in Sardegna, no? Perché quando noi parliamo di quello che rimane del caffè, quando l'hai messo sul fuoco per fare il caffè, non con le macchinette, ovviamente, intendo dire proprio con la moka, come si chiama in italiano Samome caffè? Qualcuno mi aiuti per favore perché non mi viene in italiano. La roba che rimane del caffè utilizzato, no? Noi la chiamiamo mamma caffè o quelle. Anche il caffè c'è la mamma, questa è tutta una mamma e ovviamente l'insulto più grande è quello di farti tornare nell'utero di tua madre, così come l'augurio più profondo, cioè nel senso quando non sai come risolvere un problema, fai quello e sicuramente lo risolverò. In continente dicono andare a fanculo, vaffanculo, noi diciamo deciderai nell'utero della madre. Ecco, abbiamo una visione un pochino più creativa in questo senso, no? Meno disarmonica. Poi anche l'altro lo diciamo ovviamente, ed è proprio in senso molto aggressivo, però è anche vero che è una cosa importata, quel tipo di cosa là. Bene, cos'altro dire? Abbiamo, sì, Janas, Kogas, Deinas, quindi figure di donne che tradizionalmente portano avanti tutte queste cose. E che cosa fanno fondamentalmente? Prendono l'energia dalla terra, dai piedi e così in un toroide, come fanno gli alberi, muovono questa energia per poter comunicare con tutti. Quindi sono come delle batterie ambulanti da un lato, ma sono anche un dispositivo, no? Un dispositivo che manda la propria energia e quindi possono viaggiare negli ultramondi, possono avere visioni altre, possono parlare con i defunti, dipende dai propri carismi personali, ma dipende anche da quanto hanno lavorato proprio nella loro energia interiore. Questa cosa la possono fare tutti, uomini e donne. eh, Uomini e donne, facendo quel lavoro proprio di sintesi che vi ho detto prima. Ehm, Questa è la settimana adatta per fare questo lavoro qua, quindi vi invito proprio a trovare dei momenti per osservare dentro la terra che cosa sta succedendo, dentro la vostra terra e coltivare tutta una serie di cose che poi raccoglierete quando tornerà la luce. In questo senso è una cosa molto, molto importante. Allora, io vi lascio lo spazio tipo di 5 minuti per qualche domanda perché ci sono già un'ora e 38, insomma, mi sa che il grosso l'ho dato. Ehm, niente, se avete qualche altra domanda su tutte le cose che ho detto, mi fa piacere rispondervi, altrimenti proporrei di chiudere perché ho già l'occhio di triglia, come potete vedere, e quindi vorrei andare a mangiare. Ah sì, sarà bloccato, c'è un sacco di roba. Aspetta. Allora, Dio è un concetto importante ma anche molto vago, cambia in ogni cultura e anche in ogni persona. Sì, certo, è un concetto, e poi anche questa cosa che il Dio monoteista deve essere per forza maschio, cioè, è un sintomo alienante in questo senso, no? Quindi no, c'è qualcosa che non va. Eh, Domanda, ma il fatto che siamo nati in Sardegna piuttosto che in Lombardia o in altri posti è un caso o è dovuto a una risonanza di energie? No, non è mai un caso. Diciamo, le mie ricerche interiori, molto profonde, mi hanno portato a credere, quindi mi piace credere, la butto sempre così perché qua è una questione proprio di credenze anche tradizionali e culturali e non me ne frega nulla di dire ma come la puoi dimostrare questa cosa, non mi interessa. Mi piace credere che, vista la mia esperienza esoterica,
che ci sia stato un patto molto importante, un patto collettivo, con risonanza ehm, proprio di sangue, di radicamento in questa terra. Cioè, un certo tipo di sangue ha deciso, cioè un certo tipo di anime hanno deciso di incarnarsi in questa terra. E quindi hanno una sorta di diritto in questo senso. Ok, io, per esempio, nel mio lavoro esoterico che ho fatto, non sempre sono potuta tornare in Sardegna in tutte le incarnazioni. Ci sono stati dei momenti in cui sempre isole, però non sempre in Sardegna, perché comunque è anche una questione proprio di gestione energetica, ecco, in questo senso. Così come quelle che si incarnano in Lombardia, per esempio, non è che perché sono in Lombardia sia un posto, anche lì hanno delle regole, dei radicamenti specifici. Con insomma anche delle genetiche specifiche in altri posti. Anche l'area peninsulare, comunque anche continentale, ha delle regole specifiche in base ai luoghi, è tutto collegato agli elementi e agli elementali. E ci sono delle regole di incarnazione, di lavori che vanno fatti, eccetera, eccetera. Poi dipende anche da come hai giocato quel giro. Se l'ultimo giro hai giocato da schifo, sognatelo che ti fanno ritornare, hai da lavorare bene, allenarti prima di poter ritornare. Alcuni si perdono anche nei meandri dell'inferno, inferno tra virgolette, inteso proprio come fuori da quel sistema egregorico, diciamo, eh, quindi non possono più reincarnarsi. Però la differenza è questa, sì, è come una risonanza energetica che ci porta a incarnarci così. Ah, Domus Novas, le grotte di San Giovanni. Ecco, però non mi tornava. Io dicevo Flumini, ma perché ho detto Flumini Maggiore? Non lo so, ho sbagliato. Però sì, ecco, grazie, grazie, perché non mi tornava questa cosa. È la Sardegna che ti cerca quando sei fuori. Sì, sì, sì. Sì, sì, assolutamente sì, è proprio così. Domanda, ma il fatto che siamo... Ah no, questo me l'hai già detto. Ma c'erano anche altre cose che... No, non le ho viste più. Ah, ripropongo. Ah, te l'ho appena detto, allora ti ho risposto. Bene, ragazzi, dai, sono le 9 meno un quarto. Io penso di aver fatto il grosso. Ho sbagliato tutto. E perché mi trovo a nascere in Piemonte per sviluppare poi un senso di nostalgia inspiegabile? Perché sei venuto a sperimentare quello. E soprattutto la nostra genetica viene a sperimentare queste cose, capito? Cioè, nel senso, viene proprio a capire quanto l'identità sia fondamentale, il radicamento sia fondamentale. Poi, comunque, tu hai comunque lavorato su tutte quelle cose su cui i sardi devono lavorare. Alcuni lo fanno consciamente, altri inconsciamente. Tu invece hai dovuto lavorare sul conscio, pensaci, perché uno dei grossi problemi anche che abbiamo in Sardegna attualmente è proprio questa cosa, che è talmente influenzata da mille egregore di mille tipi, che alla fine ha perso completamente la coscienza del radicamento della nostra terra. C'è gente che veramente cioè, non è che si rende conto del privilegio di vivere in un posto del genere, lo dà proprio per scontato, ma che non c'è niente, qua la gente è ignorante, il sardo non ha gusto imprenditoriale, si litiga, facciamo insomma tutte queste robe qua. Invece è un privilegio. Allora, prima di tutto, se non ti piace, te ne vai, tanto per iniziare, perché non c'è problema, cioè, noi abbiamo da fare e tu ci disturbi, uno. In secondo luogo, cioè, non so, hai guardato davvero bene? Sei proprio sicuro che sia proprio come stai dicendo tu o è un problema tuo? Quindi tu invece il tuo lavoro l'hai fatto anche da fuori, senti questa attrazione perché l'energia comunque è molto più intensa, tornerai qua e lavorerai qua piano piano, hai tutta la possibilità di farlo. E poi questo è un posto che attira. Oggi ho visto uno spezzone di un reel che parlava di un caporazza allevatore di cavalli che poi tra l'altro non so chi fosse, penso potesse essere famoso, ma io non sono esperta in questo senso, ma ha detto delle cose che a me mi hanno fatto piangere, ve lo dico sinceramente, cioè lui ha detto delle cose, ha detto la Sardegna è come un magnete, è come un magnete, cioè è tipo una calamita che mi attira proprio, è sempre, io penso sempre a quello, questo vive fuori da tutta la vita, però niente, ha detto, perché la Sardegna vive con così, l'ossessione della Sardegna. Molta gente per me dice, proprio altri sardi, mi dice che sono strana, che sono fissata così tanto con la Sardegna.
perché vivo qua e quindi perché che bisogno ho di fare così? C'è un conto se fossi andata fuori, capito? Ma vivendo qua perché devo fare così? Perché, cioè, che bisogno ho di essere così attaccata a questo posto? Perché è figo, è bellissimo. Cioè, io non ho bisogno di farmelo dire dagli altri. E non ho avuto bisogno neanche di scoprirlo da grande questa cosa. Io sono cresciuta in mezzo alle foreste. Non ho bisogno che nessuno mi spieghi niente su quanto è bello questo posto. Piuttosto, piano piano crescendo, ho visto anche le cose che fanno schifo, quello mi fa male molto. Però che sia bella, che il nostro popolo è bello, che l'energia è meravigliosa, a me non me lo deve spiegare nessuno. Cioè, con mia bisnonna potevamo parlarne di questa cosa, che lei non ha conosciuto l'energia elettrica, è vissuta con il sole e la luna che facevano da punto di riferimento, non ha conosciuto il telefono. Io sono cresciuta così. Poi a un certo punto mi hanno civilizzato, addomesticato, purtroppo il massimo che sono riuscita a fare è ficcarmi dentro un paesino di 1000 abitanti. Più di quello non sono riuscita a fare, perché in città sicuramente o fuori da questa terra non mi portano, mi devono portare di peso, morta, per portarmi fuori da qua. Ma non che non devo andare a cazzeggiare, ma altrimenti a vivere non esiste proprio. Se ne parla minimamente, cioè c'è l'Eden, io non ho capito perché devo andare da qualche altra parte. L'ho sempre saputo, è veramente un posto magico. Cioè, è magico ed è anche controverso, come chiudendo l'energia oscura, come il femminile. È meraviglioso, magico e controverso. Oscuro, profondo, scova, crea, ma è anche fatto di decomposizione, morte, rinascita, una roba terribile. Le donne sanguinano tutti i mesi e non muoiono mai. Io ve lo dico sempre, un giorno avremo il ciclo tutte insieme contemporaneamente e sarà l'apocalisse, cioè che Corea del Nord spostati, Hitler vai a tagliarti i baffetti, perché così è. Mm? In questo senso, così è. Ok, grazie a Marta, pian pianino mi andrò a vedere tutti i video, figurati, grazie di seguirmi, di essere qui, mi fa molto piacere. Ci hai pensato al perché si sta spopolando in chiave esoterica la Sardegna? Perché si sta spopolando? Perché è un ciclo, cioè è un ciclo e comunque lo spopolamento, se noi vediamo Gaia come essere vivente e noi come batteri, altri come virus, eccetera, eccetera. Cosa succede quando in una parte del nostro corpo i batteri che sono utili alla vita diminuiscono? Abbiamo un sistema immunitario debole, no? Quello sta succedendo anche a noi, cioè come sardi proprio. Rimangono quelle colonie buone, però qua avremo bisogno proprio di un probiotico che ci aiuti. Invece no, ci portano le paleoliche, quelle ci aiutano moltissimo. È come quando quello dice che ho mal di stomaco terribile, mal di pancia terribile, adesso mi bevo una bella tazza di caffè caldo, capito? Stessa cosa. No, invece avresti bisogno di altri tipi di cose, frutta, di cose specifiche, di una dieta specifica, di vivere tutta una serie di cose. E invece la situazione è questa, però voglio dire, resistiamo, resistiamo. Grazie per il tempo che ci hai dedicato, buona cena e buona serata anche a voi. Io l'ho scoperto da grande invece, ora che non ci vivo più, ma quando rientro il mio cuore è pieno di gioia. Lo so, lo capisco. Però, insomma, torna che fa bene a te, fa bene a tutti. Ok, ciao Patrizia, io sto chiudendo ragazzi, è stato molto bello avervi qua, ormai abbiamo fatto 2 ore di live, bella, bella tosta anche questa, ci sarebbero state anche altre cose da dire, ma va bene, lo sapevo che alla fine sarebbe uscito un po' il discorso matriarcato e patriarcato, però purtroppo era da dire in questa cosa, era da dire. Io spero che sappiate che io continuo a portare avanti un discorso oltre le polarizzazioni, oltre la dualità, una visione di sintesi. Io penso che l'essere umano sia in chiave in base 3, non è in base 2 l'essere umano, quindi anche questa dicotomia uomo-donna non ha senso perché uomo-donna-bambino, cioè la Chiesa Cattolica per esempio una cosa interessante ha fatto, quella proprio di farvi vedere il segno della croce, è trino, è tutto in base 3, quindi
andiamo oltre questa roba qua, quindi anche maschio e femmina, andiamo oltre perché adesso basta, cioè è anche rotto questa storia. Torna al discorso, luce e buio sono funzionali. Il crepuscolo, quindi quello stato che si crea subito dopo che sorge il sole è quello stato che si crea poco prima che, come si dice, mi viene solo in sardo, che tramonti. Quei momenti crepuscolari sono i momenti di massima coscienza e di grande comprensione della natura e di analisi naturale interiore, cioè cosa c'è della natura che risuona in me, cosa sento di naturale dentro me, qual è la corrispondenza con ciò che vedo fuori. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare. Quindi io vi ho detto discorsi col femminile perché è il periodo dell'anno che più ce lo concede, perché sono una donna, sono una madre, sono una strega e quindi era necessario che vi portassi il mio punto di vista secondo appunto la mia esperienza su questo pianeta, ma cioè, voglio dire, l'energia femminile è dentro gli uomini esattamente come quella maschile. Noi ne possiamo usufruire meglio perché abbiamo una configurazione fisica che ci porta a poterne usufruire meglio, ma gli uomini sanno fare benissimo, benissimo, e il contrario, donne che possono utilizzare il fuoco in modo spettacolare. Quindi cioè, lavoriamoci su questa cosa perché veramente andare oltre gli opposti è il vero lavoro che si può fare in questo momento per salvare il pianeta, quindi lavorare su noi stessi per salvare l'intero pianeta. Allora, quello che vi volevo dire prima di chiudere è, mi raccomando, aiutatemi, eh? Adesso stiamo ribollendo, quindi continuiamo ad andare avanti. Condividete, mettete mi piace, scrivetemi, eccetera, eccetera. Vi prometto che vi risponderò. Se potete, fate una donazione perché comunque ne ho bisogno per gestire tutte le cose. Trovate tutte le indicazioni sotto. Insomma, datemi una mano, stiamo diventando sempre di più, sono sempre più orgogliosa di avervi vicino al cuore, di potermi dimostrare per quello che sono. Vi ringrazio moltissimo tutti voi che avete partecipato e in buono. Va bene? In buono, a Zibi.